Amici appassionati, un saluto e ben ritrovati da Claudio Costanzo dallo stadio comunale di Acireale per Real Aci Città di Messina, match valevole per la prima giornata del campionato di eccellenza siciliana 2017-2018 e da qui che riparte la marcia del Città di Messina che torna nel massimo campionato regionale, ma non per questo è meno affamato di vittorie e voglioso di scrivere una pagina importante di questo campionato. Giallorossi di mister Furnari che si dispongono con un 4-3-3 in campo con Dino Billè tra i pali, linea difensiva formata a 4 da Di Stefano, Leo Bombare e Fragapane. Nella zona mediana del campo Calcagno, Cardia e Silvestri completano in avanti Mastroianni e Genovese alle spalle di Ginagò. Unica punta risponde dall'altro lato formazione Acese con Nicotra tra i pali, con il numero 2 Sorbello, con il numero 3 Mammone, 4 Padane, 5 Vendisi, 6 Tornatore. 7 febbraio, 8 Messina, 9 Costa, 10 Mazzamuto, 11 Grazioso. Arbitra l'incontro il signor Daguino di Catania, sui assistenti Cannizzaro e Canale, entrambi di Palermo. Quando passiamo a raccontarvi del primo della gara, Città di Messina è maglia bianco-scurata che gestisce questo primo possesso, ma la prima occasione è di Marca Acese sugli sviluppi di questo calcio di punizione. Ci prova Messina direttamente da calcio di punizione, crea qualche grattacapo a Billè, poi non riesce a indirizzare il porta Grazioso. Primo sussulto della formazione locale che però dopo 5 minuti deve cedere agli assalti ospiti con questo mancino messo dentro, spizzato alla difesa Acese che termina sul mancino di Mastroianni che ci mette 5 minuti a sbloccare la partita al suo esordio stagionale. Danilo Mastroianni, l'ex prodotto del vivaio dell'FC Messina, sblocca così la gara con questa semi sforbiciata deliziosa che termina alle spalle di Nicotra. Da riapprezzare in tutte le salse la girata del numero 7 di mister Furnari. Città di Messina che continua ad offendere con questo tentativo di Cardia dal binario laterale, ma ci prova dall'altro lato anche Messina con questo tiro di destro che però non crea pericoli a Dino Billè. Real Aci che però avrà un'altra occasione cercando di sfruttare un rinvio corto e la difesa del Città di Messina prova a spizzare di testa Febbraio, ma la palla termina facile tra le braccia di Billè e ancora dagli sviluppi di un calcio di piazzato che ci prova il Real Aci ancora con questo tentativo che finisce sul secondo palo sul mancino di Costa che però ha atterrato Di Stefano e a gioco fermo manda il pallone alle spalle di Billè. Ineccepibile la decisione del signor Daguino di Catania. Terminerà così la prima frazione di gioco piuttosto blanda, ma che ha visto dopo appena 5 minuti la firma di Mastroianni portare in vantaggio in Città di Messina. Rientrano le due squadre con gli stessi 22 in campo. Qualche correzione soprattutto alla linea difensiva per mister Furnari e poi possiamo passare a raccontarvi dei secondi 45 minuti di questa gara che si aprono con questa azione personale di Ginagò sul binario mancino che prova col destro a correggere verso la porta di Nicotra, alleggerisce poi la difesa locale che prova subito a ripartire l'azione, forse con un fallo ai danni di Fragapane non ravvisato dall'arbitro, e Costa che manda in porta Febbraio. Si alza però la bandierina dell'assistente al quarto minuto. L'occasione più ghiotta per la formazione locale sugli sviluppi di questo calcio di punizione è lo schema di Messino all'indirizzo di Febbraio che calcia col diagonale un soffio al lato della porta di Billè, occasionissima per il Real Aci che poteva così agguantare il pareggio. Termina ad un soffio larga la deviazione di Febbraio, dall'altro lato ci vuole Città di Messina con Cardia che allarga per Fragapane, va con l'esterno, per poco non sorprende Nicotra. Città di Messina che ancora però in avanti con questo calcio di punizione battuto da Calcagno, il primo ad arrivare è come al solito Cardia che prova a trovare la deviazione vincente col destro, era stato pescato anch'esso però in posizione di offside. Qui altra azione intanto di Ginagò che parte da sinistra, questa volta doppio passo, va via sul binario laterale, mette dentro, c'è Di Stefano ma rinviene su di esso il difensore laterale della formazione locale. Intanto abbandona il campo Ginagò a favore di Davide Leo che andrà a completare la linea avanzata. Esce intanto anche Silvestri per far spazio a Peppe Costa quando a questa occasione Cardia da calcio di punizione va sopra la barriera, si deve superare Nicotra per mandare il pallone in corner. Super parata dell'estremo difensore del Real Aci che nega la gioia del gol al numero 4 del Città di Messina. E apprezziamo la parata plastica. Tanto lascia il campo anche Mastroianni, fa spazio alla corte quando siamo al 38esimo minuto del secondo tempo, girando la ricambi per mister Furnari che vede coinvolto anche Anthony Genovese che lascia campo a Marco Libro.
è proprio il neoentrato a mettere dentro questo pallone sul quale si avventa Leo, viene atterrato. Siamo al secondo minuto di recupero di questa partita. Di battuta, Calcagno e Cardia, andrà il numero 8 ex Sporting Taormina alla battuta, foglia morta sulla barriera ed è un super gol che chiude la gara, quello di Ciccio Calcagno al 47esimo minuto del secondo tempo, la chiude così, mette i titoli di coda in questa palla driftata che Nicodra può solo guardare, spegne in rete e 2-0 per il Città di Messina che mette in ghiaccio la partita prima del triplice fischio del signor Daguino di Catania. Si apre con una vittoria il campionato per i giallorossi del presidente Lorè, una vittoria importante e sofferta sul campo della Real Aci. La prossima giornata ad attenderli ci sarà in casa il Caltagirone e allora da Claudio Costanzo è tutto, vi rimandiamo alla prossima.